Buonasera a tutti, benvenuti all'Ateneo Veneto. Stefano Scalettaris è un raro esempio di giurista che sa leggere non solo i codici, ma sa leggere molto, molto altro. È un grande esperto di storia veneziana, l'avrete già sentito in Ateneo con la sua storia dei dogi, che ha avuto nella registrazione oltre 12.000 visualizzazioni, oltre al folto pubblico che c'era in sala e che è foltissimo anche oggi. Quella che ci propone oggi il nostro relatore è una lettura storica delle opere d'arte, secondo appunto declinata secondo la storia di Venezia. La storia di Venezia è stata, lo sappiamo tutti, una storia gloriosa che Venezia ha anche molto raffigurato nelle opere d'arte. Venezia si è fatta raffigurare moltissimo, ma mi par di capire che questa sia la tesi del nostro relatore. Anche i quadri che non hanno un soggetto storico, che non hanno un soggetto celebrativo, hanno comunque ricevuto un condizionamento dal contesto storico nel quale sono stati dipinti. Contesto storico che ce li fa comprendere meglio e che ci offre delle letture inaspettate. Allora, caro Stefano, grazie per farci questa relazione, siamo molto curiosi di ascoltarti. Grazie. Grazie Presidente, grazie all'Ateneo per l'invito e grazie a tutti voi così numerosi, veramente grazie di cuore. Oggi quindi abbiamo un argomento particolare perché parleremo comunque di storia, non mi allontanerò dal mio amore per i dogi e cercheremo di fare una lettura un po' diversa, vedremo alcune opere d'arte, in particolare La Tempesta di Giorgione. Tempesta di Giorgione per la quale a me piace iniziare questo incontro leggendo cosa ebbe a dire della Tempesta uno dei più grandi storici dell'arte che purtroppo è mancato il mese scorso, Augusto Gentili. Augusto Gentili, che noi veneziani gli dobbiamo molto perché è uno dei più grandi esperti di pittura veneziana del 4 e 500. Con riferimento a quest'opera, sentite cosa dice. Il più reticente tra tutti i reticenti quadri di Giorgione. Non si può parlare di capolavoro né di caposaldo della pittura veneziana del Cinquecento. Un capolavoro definisce con chiarezza il suo soggetto e lo serve funzionalmente con proprietà e coerenza di iconografia e di linguaggio, senza costringere lo spettatore a giochi di indovinelli. Un caposaldo genera una rete di relazioni e sviluppi, di esperimenti e superamenti, e non 2 o 3 semi-anonime imitazioni. È particolarmente difficile anche la datazione e noi su questo ci giocheremo parecchio, perché se è difficile la datazione, vi preannuncio fin d'ora che io farò 2 ipotesi, prima e dopo Cambrai, ma non voglio anticipare altro. È difficile la datazione perché la discontinuità esecutiva fa saltare i parametri del giudizio stilistico. E l'idea di questo incontro mi è venuta leggendo il piacevolissimo ultimo libro di Vittorio Sgarbi, il quale scrive con riferimento alla tempesta che dobbiamo evitare complicazioni. La tempesta è esattamente quello che dichiara. È inutile cercare chi si nasconda dietro i personaggi, non personaggi della zingara e il soldato, perché la zingara e il soldato siamo noi, perché questo quadro non va guardato, ma va sentito. Noi siamo parte del quadro, che è poesia pura. Ma sarà vero? Nel senso che noi dobbiamo considerare che questa opera, prima di essere un patrimonio dell'umanità, è un'opera veneziana, che è stata posta in essere nel periodo dell'apogeo, l'apogeo della nostra storia, tra il 1500 e il 1510. Veneziano è il committente, veneziano, sia pure di formazione, è anche l'autore. Motivo per cui noi oggi proporremo una lettura di questa e di altre opere, intanto cominciamo con questa, che tenga conto dell'esame di venezianità dell'opera. Cosa vuol dire esame di venezianità? Facciamo i conti con la nostra storia, facciamo i conti col sentire dei veneziani,
perché i veneziani avevano un modo particolare di sentire le cose. E questa è un'opera veneziana, quindi vediamo come penserebbero i veneziani del Cinquecento, non gli italiani o del Novecento o del 2000. Vediamo cosa pensavano i veneziani del Cinquecento e soprattutto cosa pensava Gabriele Vendramin, che di questo quadro è il committente. Per quanto riguarda la storia, vi dicevo prima, tra il 1500 e il 1510 è l'apogeo della storia veneziana. Succedono tante cose importantissime per Venezia. Ma poi, guardando l'opera, indiscutibilmente ci sono degli aspetti di contenuto storico. Perché la città che vedete, non ve la indico col puntatore ma abbastanza facile, è Padova, perché c'è lo stemma dei Carraresi e c'è lo stemma dei veneziani. Quindi Giorgione ci vuole dire che il suo racconto attiene a una città e questa città in relazione con Venezia. E ricordiamoci, e partiamo dicendo che Padova per Venezia è la città del destino. Quindi è una città molto particolare. Poi c'è un signore che è vestito, non ha una giacca e cravatta, è vestito come un uomo della compagnia della calza. Quindi una connotazione storica molto 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 precisa e una connotazione veneziana fino a prova contraria. E dopodiché tutti i grandi interpreti dell'opera, chi sul soldato, chi sulla zingara, chi sulla città, chi sul fulmine, nessuno ha preso in considerazione un fatto che per me è abbastanza evidente. Al centro della composizione c'è un ponte. C'è un ponte che nessuno nota. E io vi anticipo fin d'ora che c'è un episodio storico della nostra meravigliosa città di Venezia che ha origine e che si svolge proprio su un ponte di Padova. E questo è il motivo per cui ho pensato di fare questo racconto raccontandovi appunto questa meravigliosa opera dal punto di vista storico. Vediamo se è possibile una lettura. Poi magari non è possibile, ma intanto ci proviamo. E dopodiché il sentire dei veneziani. Questa è la cosa più importante perché non riguarda solo La Tempesta, riguarda tutte le opere veneziane, riguarda Venezia in generale. Il sentire dei veneziani, le regole della venezianità, io lo chiamo il Venetian mood, il senso veneziano delle cose, anche oggi è presente nella nostra città e spiega il motivo per cui Venezia è una città senza monumenti, fatta eccezione per quello del Colleoni. Tutti gli altri monumenti sono stati fatti dopo la caduta della Repubblica di Venezia. E spiega il motivo per cui Venezia aveva chiese laiche, spiega il motivo per cui alcune tematiche religiose sono più sviluppate di altre. Quindi sì, il sentire veneziano ha un senso, capire come pensavano i veneziani può avere un senso anche per capire quest'opera. E poi capire come pensava Gabriele Vendramin, perché fino a prova contraria Gabriele Vendramin è il committente dell'opera e il committente ha un certo peso. E questo per una serie di motivi, perché Gabriele Vendramin sì era discendente di un doge, Andrea Vendramin, il doge della bellezza, e sapete che a Venezia far parte di una famiglia che ha dato un doge è tanta roba. Era la gloria più grande per i nobili veneziani aver dato un doge alla Serenissima Repubblica di Venezia. Però Andrea Vendramin è stato un doge particolare. È stato un doge particolare perché è stato accusato di essere un infiltrato. Intanto diventa doge tra il 1476 e il 1478, un'epoca molto particolare per Venezia, si erano seguiti una serie di dogi. Cristoforo Moro era morto nel 1471, dopo di lui Niccolò Tron, il doge strozzino, dal 1471 al 1473, poi Niccolò Marcello fino al 1474, poi il doge soldato, il doge pazzo, Pietro Mocenigo, e dopo Andrea Vendramin. E pensate che quando è stato eletto doge, ce lo racconta Andrea Damosto, un soggetto che lavorava appunto per i Vendramin ebbe a dire: ma i 41 che sarebbero gli elettori non avevano altri da eleggere come doge se non un Casaruol? Casaruol vuol dire formaggiaio. Quindi provate a immaginare la gloria di questa famiglia, che aveva conosciuto appunto la gloria di un dogado, però era un dogado che è stato molto criticato. Quindi forse, dico forse, Andrea Vendramin aveva qualche sassolino da togliersi dalla scarpa. E poi, se possiamo dire qualcosa di Andrea Vendramin amava molto la famiglia. Amava molto la famiglia, vediamo se riesco. Perché, vedete,
abbiamo diversi indizi per ritenere che avesse un legame molto forte con la famiglia. C'è una cicogna che è appunto da un punto di vista iconografico il simbolo della famiglia, ma soprattutto l'opera che ha voluto lasciare di sé, ha voluto eternare nel mondo dell'arte, è un ritratto votivo della famiglia. E poi nel suo testamento scrive, testamento davanti a Tiziano come testimone, quindi un testamento molto importante, scrive: per favore ai suoi eredi, non vendete Eziam Prestare, non vendete né prestate i miei quadri e manteneteli uniti. E perché questo? Perché, soprattutto perché hanno portato un po' di pace e tranquillità alla mia anima durante le molte fatiche della mente e del corpo che ho sopportato nel condurre gli affari di famiglia. E poi ci sono un altro indizio che mi porta a considerare che Gabriele Vendramin ci tenesse molto alla famiglia, e questo è un qualcosa di storico, è un qualcosa di documentato. Ci sono pochissimi documenti di Giorgione, come sapete sono solo 4. È l'incarico di un telero in Palazzo Ducale a Venezia, il fatto di non essere stato pagato dopo che ha fatto l'affresco al Fonteo dei tedeschi. I tedeschi qualche volta non pagano, e questo ce lo dice anche Giorgione, l'inventario dei beni alla sua morte, e poi una lettera che ebbe a scrivere Taddeo Albano, che era il facente funzioni di Isabella d'Este a Venezia. Isabella d'Este, grande donna, mecenate, molto colta, eccetera, voleva delle opere di Giorgione dopo la sua morte. E Taddeo Albano scrive: è impossibile, perché chi ha queste opere se le tiene, perché significavano molto per loro. Allora noi abbiamo questi elementi e possiamo giungere alla conclusione che Gabriele Vendramin ci teneva molto a questo quadro, probabilmente perché gli ricordava qualcosa della sua famiglia. Quindi abbiamo detto la storia di Venezia, l'esame di venezianità di quest'opera, la storia di Venezia, l'esame del Venetian mood, del modo di sentire dei veneziani, che è molto importante, e quello che pensava Gabriele Vendramin. Cosa sappiamo? Cosa viene insegnato di storia nella nostra scuola? Molto poco. Molto poco perché da noi, sapete, io ho fatto il liceo qua vicino, a 80 km da Venezia verso est, nella mia città natale, e non si è parlato un solo giorno di storia veneziana. Invece si parlava di un evento, ne avrete sentito parlare, la disfida di Barletta. La disfida di Barletta. 13 cavalieri italiani che sfidarono 13 cavalieri francesi per una questione di onore. Okay? Da un punto di vista storico è una specie di corsa dei sacchi o un tiro alla fune. Vorrei dirvi che nessuno si è fatto male. In realtà pare che naturalmente un francese sia morto. Ma il problema è che poi questa cosa della disfida di Barletta, c'è un grandissimo storico, si chiama Francesco Guicciardini, ha scritto la storia d'Italia dal 1494 al 1534, è un grandissimo storico, ma è passato alla storia per una cosa che ebbe a dire della disfida di Barletta, che l'avrete sentita sicuramente. Francia o Spagna, purché se magna. Ed è l'espressione tipicamente dell'italiano medio che cerca un po' di arrabattarsi, cioè di sopravvivere a una situazione di disagio. La disfida di Barletta ve l'ho citata perché è un evento che si pone in essere il 13 febbraio del 1503, quindi in epoca della tempesta. Però in realtà la disfida non si tenne a Barletta, ma si tenne lì vicino, a Trani. Voi direte, vabbè, Trani è 10 km da Barletta, però Trani era sotto Venezia, perché Venezia a quel tempo era la capitale di un impero. Pensate, nel 1504 abbiamo mandato un nostro emissario, si chiamava Francesco Tebaldi, per trattare con i Mamelucchi il taglio del canale dei Suez. Poi non è andata in porto naturalmente. Nel marzo del 1508, il 2 marzo del 1508, abbiamo sconfitto l'imperatore Massimiliano nella battaglia del Cadore e abbiamo raggiunto una dimensione territoriale veramente importante e che dava fastidio al resto del mondo. Tutte le potenze europee si sono alleate contro Venezia. Quindi la storia di Venezia era una storia importante, ma una storia che non viene tanto considerata. E poi questo nel 1500. Nel 1600, nel XVII secolo, noi abbiamo sostenuto l'assedio più lungo probabilmente della storia, a Creta, da parte dei turchi. Ma è poco noto il fatto che il 26 giugno del 1656, in una sortita che abbiamo fatto, abbiamo sbaragliato la flotta turca e abbiamo conquistato le isole di Imros e Tenedos.
e di 94 imbarcazioni della flotta turca, solo 16 hanno fatto ritorno a Costantinopoli. E pensate, siamo riusciti ad assediare per 16 mesi la città di Costantinopoli e Maometto IV, l'imperatore in allora, è scappato dalla città perché aveva paura. Quindi una storia assolutamente, assolutamente importante. E dopodiché sapete che i turchi di lì a qualche anno, nel 1683, avrebbero assediato Vienna, quindi si trattava evidentemente di un esercito molto forte, perdendo l'assedio. E poi vi vorrei dire quello che pensavano i contemporanei di Venezia e dei veneziani, perché Francesco Petrarca dice delle parole bellissime: unico albergo ai di nostri di libertà, giustizia e pace, unico rifugio dei buoni e solo porto in cui, sbattute per ogni dove dalla tirannia e dalla guerra, possono riparare a salvezza le navi degli uomini che cercano condurre tranquilla la vita. Città ricca d'oro, ma più di nominanza, potente di forze, ma più di virtù. Sopra solidi marmi fondata, ma sopra più solide basi di civile concordia, ferma e immobile, e meglio che dal mare onde cinta, dalla prudente sapienza dei figli suoi, munita e fatta sicura. Questo nel 300. Nel 400 Pio II diceva: vogliono apparire cristiani di fronte al mondo, mentre in realtà non pensano mai a Dio, e ad eccezione dello Stato, che considerano una divinità. Essi non hanno nulla di sacro né di santo. Per un veneziano è giusto ciò che è buono per lo Stato, è pio ciò che accresce l'impero. Misurano l'onore in base ai decreti del Senato e non secondo un modo corretto di ragionare. E poi nel Settecento un grande pensatore, a breve ci sarà un referendum sulla separazione delle carriere dei magistrati, chi voterà sì, chi voterà no, ma tutti citeranno Montesquieu. Montesquieu, che è il padre del pensiero liberale, il padre della separazione dei poteri, e di Venezia diceva: è difficile trovare in qualunque altro luogo tanto rispetto ed obbedienza verso l'autorità come a Venezia. Questo per dire che Venezia era importante ed era vista in questo modo. Allora, quali sono le regole della venezianità? Io brevemente ve le sintetizzo perché sono importanti per capire anche le nostre opere. La prima grande regola della venezianità era il patriottismo, il senso di appartenenza. I veneziani erano profondamente patriottici, nel nome di San Marco. San Marco è Venezia e Venezia è San Marco. Questo mi pare che nell'Occidente europeo tutti serenamente possano riconoscerlo. Il problema è, ma in realtà cosa c'entra Venezia con San Marco? Perché Venezia nasce ufficialmente il 21 marzo il 25 marzo del 421. San Marco muore nel 68. Ebbene, c'è un racconto, il racconto dell'angelo, perché San Marco, durante la predicazione ad Aquileia, tornando a Roma, ebbe questo naufragio e durante questo naufragio ricevette in visita un angelo che gli disse delle cose molto importanti per la narrazione del nostro mito. Vedete che per la tempesta sono molto importanti. Gli disse: Pax tibi marce evangelista meus, hic requiescet corpus tuum, qui riposerà il tuo corpo, e dove riposerà il tuo corpo, ivi sarà la sede della pietà e della giustizia. Introduce dei concetti che sono fondamentali, il concetto di predestinazione. In tutte le opere e nel concetto e nel mito di Venezia, la predestinazione è un concetto basilare, è il concetto dei popoli forti. I veneziani sarebbero nati, avrebbero prosperato in una città che era stata annunciata da Dio, perché Dio, il messaggero di Dio, è l'angelo. L'angelo ha annunciato alla Madonna la nascita di Gesù e ha annunciato a San Marco la nascita di Venezia. Ed entriamo nella logica delle cose. Venezia era una città santa. I veneziani consideravano Venezia una città santa in quanto annunciata da un angelo. E perché la scelta di Marco? Perché i veneziani si consideravano gli eredi di Roma e Marco era un discepolo di Pietro. E quindi introduciamo questi tre concetti che saranno fondamentali per interpretare la tempesta: la predestinazione, l'annunciazione e l'amore per la romanità. L'altro principio fondamentale del Venetian Mood, del modo di sentire dei veneziani, e che è molto importante per interpretare anche la nostra città, è il principio di legalità. Il principio di legalità vuol dire che, ve lo dico in modo molto semplice, la legge è uguale per tutti. E voi direte: vabbè, la legge è uguale per tutti è una cosa che vale anche oggi per l'Italia, ma vale anche per i potenti, nel senso che
tra un uomo povero e un uomo facente parte di una lobby o molto potente. La legge verrà applicata allo stesso modo. Io ho qualche dubbio, nel senso che a Venezia, e la cosa fondamentale del vivere veneziano, è che la legge era uguale per tutti e veniva fatta rispettare soprattutto nei confronti dei potenti, perché esisteva una magistratura, che era il Consiglio dei Dieci, che era proprio deputata a verificare quelle che erano il mancato rispetto della legge da parte di chi poteva esorbitare dalle sue funzioni, dai suoi poteri, e cioè i potenti. E noi veneziani avevamo anche un'altra caratteristica: non conoscevamo la classe dei magistrati. Adesso prego la Presidente di tapparsi le orecchie, nel senso che era, la Presidente che è un ex magistrato chiaramente, perché noi consideravamo la magistratura come un qualcosa che potesse in qualche modo oscurare o potesse essere un pericolo per il potere politico, un pericolo per il potere politico. E come sopperivamo a questa cosa? Sopperivamo sulla base di tre elementi supplettivi, che sono l'analogia, l'equità e la consuetudine. E poi un'altra regola fondamentale per Venezia, fondamentale per capire la nostra storia e le nostre opere d'arte, è il divieto di culto della persona. Noi non avevamo bisogno di eroi, perché a Venezia eroe o chi si comportava bene era colui che andava apprezzato. Semmai andava andava considerato male, chi si comportava appunto in maniera pessima. Infatti a Venezia, come avremo modo di vedere, esistono le pietre dell'infamia. Verrà un grande pensatore della Germania alla parte sbagliata, Bertolt Brecht, ma dopo diversi anni, che disse: beato il popolo che non ha bisogno di eroi. Però da un punto di vista artistico, questo comporta che noi non avevamo bisogno di eroi, quindi non avevamo bisogno di monumenti. Questo è il motivo per cui a Venezia mancano i monumenti. Però allo stesso tempo questo corollario, questo principio, non escludeva ai veneziani, nei luoghi privati, di fare largo uso di quella che poteva essere l'arte e l'esaltazione della persona. All'interno delle chiese e nei luoghi privati questo era possibile. E poi soprattutto la quarta regola della venezianità era il sospetto istituzionale, che voleva dire che tutti gli incarichi erano collegiali e tutti a tempo. E allora la domanda che è fondamentale fare per capire qualcosa di Venezia è: chi comandava Venezia? Verrebbe da chiedersi il doge, che era la massima autorità. Ma in realtà il doge non poteva neanche aprire la corrispondenza senza la presenza di due componenti del minor consiglio. Allora verrebbe da dire: vabbè, allora il potere ce l'aveva il minor consiglio. No, perché il minor consiglio veniva controllato dal doge. Allora verrebbe da dire: beh, allora il potere ce l'aveva chi aveva il potere esecutivo, cioè il Senato. Ecco, il Senato veneziano, Francesco Maria della Rovere scrive che è la testa più savia d'Europa, perché si compone di tre elementi che sono fondamentali perché si possa avere un organo che funziona bene. E questi tre elementi sono i giovani, che portano novità, che portano spirito di iniziativa, gli anziani, che portano saggezza, e gli adulti, che fanno, insomma, che controbilanciano queste due tendenze. E quindi fondamentalmente il potere però non ce l'aveva il Senato, perché i senatori erano a tempo e venivano eletti dal Maggior Consiglio. Quindi si potrebbe dire: ma allora il potere ce l'aveva il Maggior Consiglio? No, perché il Maggior Consiglio era sottoposto a quella che era l'attenzione, a quella che era la supervisione da parte del Consiglio dei Dieci. Allora si potrebbe dire: allora il potere ce l'aveva il Consiglio dei Dieci? No, perché veniva nominato a sua volta dal Maggior Consiglio. E allora rispondiamo alla domanda: chi esercitava il potere a Venezia? Era tutto un controllo reciproco. Il potere a Venezia veniva esercitato da tutti i nobili. E i nobili a Venezia, questa è una caratteristica fondamentale, erano tutti uguali e quindi tutti potevano concorrere alla nomina del doge e tutti potevano diventare dogi. Questo però almeno in teoria, perché poi nella nomina e nell'elezione del doge qualche volta succedevano naturalmente delle dispute anche molto importanti. Ricordiamo, nel 1612, dopo 250 anni di casati nuovi, viene eletto doge Marcantonio Memmo, e un appartenente di una casata dei Nuovi, un certo Venier, si impicca e cerca di uccidersi appunto impiccandosi. Quindi c'erano anche delle controversie molto forti, quindi è vero che tutti potevano diventare dogi, nobili, ma spesso questo dava adito a pesanti controversie. Benissimo, e quindi andiamo avanti. Questo è il motivo per cui, da un punto di vista storico,
anzi da un punto di vista artistico, la nostra storia è molto presente nelle nostre opere d'arte, perché vedete, questa è la sintesi di quello che è il manifesto del potere a Venezia. Si trova nella sala del collegio ed è Venezia tra la pace e tra la giustizia e la pace. Ed è la sintesi del percorso che abbiamo detto poc'anzi. E poi l'Annunciazione. L'Annunciazione è l'opera più importante ed è il soggetto religioso più frequente a Venezia. E questo perché? Perché Venezia è una città che è stata annunciata al pari della Madonna. E l'Annunciazione ce l'abbiamo ovunque, questo è il Ponte di Rialto, questo è l'altro lato del Ponte Rialto, ne ho fatte solo alcune. L'Annunciazione è presente ovunque e naturalmente è presente anche i grandi nostri pittori dovevano necessariamente confrontarsi con questo tema religioso, che era un tema fondamentale per la città di Venezia. Qua possiamo scegliere qual è il più bello, tra Tintoretto, che è nella Scuola Grande di San Rocco, Tiziano, che è di libero accesso ed è appunto a San Salvador, e poi Veronese, che è alle Gallerie dell'Accademia. E questo mi piace molto perché Giovanni Novello, che è nella Scuola Grande di San Rocco. E queste sono le pietre d'infamia. Come vi ho detto prima, Venezia aveva questa caratteristica di non premiare i virtuosi, ma di punire e di infamare chi si comportava male. Questo nella Porta del Frumento se ne vedono ancora 4 o 5. E veniamo alla Tempesta di Giorgione, opera della quale sono state rese decine e decine di interpretazioni, forse centinaia di interpretazioni, alcune delle quali meravigliose, come quella di Giulio Carlo Argan, che ebbe a parlare di panteismo naturalistico, con riferimento al fatto che in quest'opera Dio è nella natura, Dio è in ogni cosa, Dio è nella materialità delle cose, quindi non c'è trascendenza. Dio è presente appunto nella natura. Ma in realtà oggi non vorremmo fare una interpretazione, tantomeno una confutazione delle teorie che sono state espresse sulla tempesta. Vorremmo, come si diceva in premessa, ragionare sul modo di pensare e col modo di pensare dei veneziani. E quindi dobbiamo fare un passetto indietro, e cioè dobbiamo considerare che i veneziani, in particolare, si ritenevano gli eredi diretti di Roma. Ed è una cosa non molto conosciuta fuori Venezia, ma i veneziani ritenevano realmente di essere gli eredi diretti di Roma. E per certi versi ne avevano ben donde, perché Venezia è stato l'unico lembo del territorio italico che non ha conosciuto l'onta delle invasioni barbariche. Poi nel 330 d.C., quando la capitale dell'impero romano passa a Costantinopoli, la nuova Roma, da quella data in avanti noi abbiamo avuto rapporti molto stretti con la nuova Roma. Siamo diventati la longa manus nell'Occidente europeo e poi siamo diventati alleati della nuova Roma. E infine, in esito alla Quarta Crociata, il 12 aprile del 1204, abbiamo finito per conquistare Costantinopoli, la nuova Roma. E nei secoli successivi abbiamo comunque avuto rapporti molto stretti con la nuova Roma, Costantinopoli. Basti pensare al fatto che il 29 maggio 1453, quando cade l'impero romano d'Oriente, quando cade Costantinopoli sotto i colpi di Maometto II, Fatih il Conquistatore, un buon numero di costantinopolitani sceglie di venire a Venezia riconoscendola come erede diretta della nuova Roma, Costantinopoli. E lo stesso cardinale Bessarione nel 1468, dovendo donare la sua ricchissima biblioteca, sceglie di farlo a favore della città che più riteneva vicina al sentire della nuova Roma, cioè Venezia. Nascerà la Biblioteca Marciana. E i veneziani, le famiglie nobili veneziane, cosa molto caratteristica, un vezzo tipico delle famiglie nobili veneziane, affermavano, millantavano di discendere direttamente dagli antichi romani. Basti pensare che la famiglia Corner diceva e millantava di discendere addirittura dalla gens Cornelia. I Valier, che ebbero a dare 2 dogi nel XVII secolo a Venezia, affermavano di discendere addirittura dalla gens Valeria. Marcantonio Giustinian, che è il 107° doge di Venezia, dopo di lui il meraviglioso Francesco Morosini, diceva di discendere direttamente da Giustiniano. E Leonardo Loredan, il paragone, il parallelismo non è fuori luogo, perché Leonardo Loredan era il doge regnante, tra virgolette, quando la tempesta viene concepita e realizzata, diceva di discendere addirittura da Muzio Scevola.
E i Vendramin che posizione avevano? Beh, i Vendramin avevano una posizione molto particolare perché erano stati ascritti al patriziato veneziano solo nel 1381, in seguito alla guerra di Chioggia. Ed erano visti come degli infiltrati. Se andiamo a vedere la vita di Andrea Vendramin da giovane venne accusato unitamente al fratello Luca di sodomia e quindi ebbe un processo molto pesante che si concluse certo con una soluzione, ma che evidentemente minò la sua credibilità politica. Se è vero come è vero che non ebbe grossi incarichi all'interno della Repubblica Veneziana. Motivo per cui quando venne eletto doge nel 1476 la cosa suscitò scalpore. Venne considerato appunto dagli altri nobili veneziani come una sorta di infiltrato e ho ricordato prima Andrea Damosto che ricorda che una persona che lavorava per i Vendramin ebbe a dire ma i 41 non avevano meglio da eleggere che non un casaruol, cioè un formaggio. Motivo per cui, verosimilmente, i Vendramin avevano qualche sassolino da togliersi dalle scarpe. Motivo per cui nel 1482 venne data alle stampe dalla famiglia Vendramin. Le date sono importanti perché il 1482 Gabriele Vendramin nasce nel 1484, quindi sostanzialmente è coevo alla stampa di quest'opera. Un'opera dell'Audibus Clarissime Famiglie Vendramini, in cui la famiglia Vendramin millantava addirittura in questo vezzo tipicamente veneziano di discendere direttamente da Silvio, ultimo figlio di Enea che venne partorito ed allattato alla madre Lavinia sulle sponde del fiume Lete. E allora l'interpretazione della tempesta potrebbe essere questa, e cioè Gabriele Vendramin potrebbe aver dato a Giorgione l'incarico di mettere in arte questo De Laudibus Clarissime Famiglie Vendramini, laddove evidentemente la donna che si vede in primo piano, la zingara, in realtà sarebbe Lavinia che sta allattando Silvio, come si diceva, sulle sponde del fiume Lete. L'uomo che si vede, il soldato, sarebbe lo stesso Silvio in età adulta con la lancia priva di punta, tipico della Roma imperiale, cioè il soldato che torna vittorioso. E la logica potrebbe essere questa, cioè che Vendramin, per discendere da Silvio, che con la sua stirpe ebbe a fondare la città di Roma, conobbero anche in Venezia, che è la designata erede di Roma, la gloria più grande, la gloria rappresentata dal dogado, gloria rappresentata appunto dal fulmine. E per quale motivo sarebbe rappresentata la città di Padova? Beh, per un motivo molto evidente. Prima di tutto non ci sono dubbi che quella città sia Padova, perché c'è lo stemma dei Carraresi e c'è appunto un leone di San Marco, oltre al fatto che esistono degli elementi architettonici come la chiesa dei Carmini, la torre dell'Ezzelino, che sono riferimenti precisi alla città di Padova. Ma Padova aveva un ruolo fondamentale. Prima ho parlato di città del destino per Venezia, perché secondo la narrazione della fondazione di Venezia furono proprio due consoli padovani, il 25 marzo del 421, con la posa della prima pietra della chiesa di San Giacometto, a fondare Venezia. Quindi non solo la città di Padova, ma anche il bel paesaggio che vediamo, un paesaggio veneto, perché secondo Giovanni Diacono le Venezie in realtà sono due, la Venezia di terra, che è la Venezia che va dalla Pannonia al fiume Adda, e la Venezia insulare che noi appunto conosciamo. E sarebbe stata appunto la Venezia di terra, la Venezia prima, a fondare appunto la Venezia insulare che noi conosciamo. E poi per quale motivo una zingara e per quale motivo un soldato? Beh, in questa narrazione in realtà ci sta tanto la zingara quanto il soldato. La zingara, cosa fa una zingara? La zingara è colei che predice il futuro. Abbiamo visto prima, quando introducevo il tema dell'odierna serata, che i veneziani amavano considerarsi un popolo predestinato. Nell'Hic Requiescet Corpus Tuum, che l'angelo ebbe a proclamare a San Marco, vi è tutta questa tesi della predestinazione. L'angelo messaggero di Dio. L'angelo, attraverso l'angelo, Dio avrebbe individuato in Venezia la città eletta per custodire e venerare le spoglie di San Marco. E ai veneziani piaceva tantissimo pensarsi come città santa e come città appunto predestinata.
E questo mito della predestinazione veniva mutuato anche dai dogi, i dogi che erano naturalmente la rappresentazione massima del potere a Venezia. Questo è il motivo per cui molti dogi amavano parlare a loro volta di predestinazione, di aver visto preconizzato il proprio dogado. E a volte questa cosa avveniva in modo plateale. Alcuni dogi raccontavano, millantavano di aver visto preconizzato il proprio dogado addirittura da santi. È il caso di Renier Zen, che fu doge nel 1253, il quale affermava addirittura che il suo dogado venne appunto preconizzato da Sant'Antonio, motivo per cui come primo atto del suo dogado andò in pellegrinaggio a Padova il 13 giugno del 1253. E anche Cristoforo Moro, per esempio, diceva e millantava che il proprio dogado sarebbe stato appunto preconizzato addirittura da San Bernardino. Altre volte invece erano dei fatti accaduti a Venezia molto particolari che venivano interpretati come una predestinazione a diventare dogi. È il caso per esempio di Pasquale Cicogna. Il doge prima di lui si chiamava Niccolò da Ponte, era un doge molto anziano perché morì a 94 anni, non riusciva a stare in posizione retta e un giorno nel Maggior Consiglio gli cadde il corno dogale che rotolò fino ai piedi di Pasquale Cicogna. E questo venne vista come una predestinazione per Pasquale Cicogna a diventare doge. Ma molto spesso la preconizzazione dell'incarico e del ruolo di doge veniva fatta da indovini e cartomanti, come nel caso di Andrea Contarini nel 1368 o come nel caso di Leonardo Loredan. Ripeto, l'esempio di Leonardo Loredan è importante perché Leonardo Loredan era doge nel momento in cui la tempesta venne concepita, quindi dal 1501 al 1521. E Leonardo Loredan affermava di aver visto preconizzato il proprio dogado da un cartomante in Africa, motivo per cui la presenza di una zingara che predice il futuro è un tema molto molto vicino ad una narrazione dogale. E poi per quale motivo un soldato? Un soldato abbiamo visto che nel De Laudibus Clarissime Famiglie Vendramini la tesi narrativa dell'opera era quella di paragonare Silvio alla principale gloria familiare della famiglia Vendramin, cioè Andrea Vendramin. Quindi dobbiamo intendere che effettivamente questo soldato allo stesso tempo rappresenti e sostanzi e incarni tanto Silvio quanto Andrea Vendramin. Silvio perché effettivamente la lancia senza punta è tipica dei soldati nella Roma imperiale. I soldati vittoriosi che ritornavano a Roma appunto avevano questa postura, cioè questa lancia senza punta. Ma poi la caratteristica del soldato è una caratteristica, e soprattutto l'abbigliamento, è l'abbigliamento di un uomo del Cinquecento, quindi potrebbe questi abiti della Compagnia della Calza effettivamente richiamare la persona di Andrea Vendramin. Anche perché se andiamo a vedere dalla biografia di Andrea Vendramin, sappiamo che era un uomo molto bello, in giovane età fu appunto un modello del pittore Pisanello, era dedito all'attività sportiva e all'attività ginnica e poi eccelleva in uno sport in particolare, uno sport nel quale la mano sinistra si tiene dietro il corpo ed è una cosa che è stata sempre poco indagata, questa particolare postura del soldato. Il soldato ha la mano sinistra dietro il corpo, che è la postura tipica di coloro che praticano la scherma, perché Andrea Vendramin era un uomo che amava appunto gli esercizi ginnici, ma eccelleva nello sport e nella pratica della scherma. Quindi questa lettura potrebbe essere una lettura molto vicina al modo di pensare dei veneziani, perché del modo di pensare dei veneziani ha tre elementi fondamentali che sono la predestinazione, che è un elemento che piaceva molto nella narrazione dei veneziani in allora, dopodiché la romanità, la passione per la romanità e infine il mito della fondazione di Venezia, perché tanto la presenza della città di Padova quanto la presenza di un territorio circostante che in qualche modo sostanzia quello che era il Veneto primo, secondo Giovanni Diacono, è una narrazione che probabilmente a Gabriele Vendramin poteva piacere. Del resto, noi abbiamo iniziato questo incontro odierno parlando del modo di pensare dei veneziani e la lettura che andiamo a fare è una lettura
che potrebbe essere molto conforme al modo di pensare dei veneziani e in modo particolare di un veneziano che è Gabriele Vendramin, che sicuramente qualche sassolino dalla scarpa doveva toglierselo. Che motivo avrebbe avuto del resto Gabriele Vendramin di dare una committenza a Giorgione su, che ne so, Adamo ed Eva piuttosto che il mito del ritrovamento di Paride o il mito del ritrovamento di Mosè? Sono tematiche che non erano conformi a quello che è il desiderio verosimile di Gabriele Vendramin di avere una rivalsa nei confronti della nobiltà veneziana. E del resto anche la presenza di una cicogna, che è l'elemento allegorico più importante che appunto richiama la famiglia, sembrerebbe orientarci verso questa interpretazione. Interpretazione che a me piace molto perché è molto veneziana. Ma c'è anche un'altra interpretazione che potrebbe essere data, nel senso che oggi si è detto faremo un'interpretazione secondo il sentire dei veneziani e poi un'interpretazione, se mi consentite, storica, nel senso che noi non possiamo escludere che la tempesta sia stata realizzata in un'epoca successiva a quella che è la disfatta di Agnadello, nel senso che sappiamo che Giorgione muore nel settembre del 1510. Muore di peste, muore appunto nell'isola del Lazzaretto Nuovo ed è sepolto da qualche parte nella laguna nord verso Sant'Erasmo, mentre Gabriele Vendramin vivrà molto più a lungo perché il suo testamento è del 1548. Abbiamo letto all'inizio quello che dice Augusto Gentili. Augusto Gentili, il professor Augusto Gentili, tra le varie cose, dice anche che è particolarmente difficile anche la datazione, perché la discontinuità esecutiva fa saltare i parametri del giudizio stilistico, che dunque si rivelano approssimativi, congetturali, illusori. Allora l'idea è quella di giocare un pochino con le date e pensare che la tempesta possa essere stata realizzata in un'epoca successiva al 14 maggio del 1509, cioè alla battaglia di Agnadello, naturalmente precedente alla morte di Giorgione. Quindi tra il maggio-giugno 1509 e il settembre del 1510. Cosa devono aver pensato i veneziani e tra di loro Gabriele Vendramin e Giorgione dopo la disfatta di Agnadello? Deve essere stato un qualcosa di tremendo, un qualcosa di un terremoto, un tornado, una tempesta, nel senso che i veneziani si ritenevano la capitale fondamentalmente di un impero e ne avevano ben donde, nel senso che Venezia effettivamente era un impero. Dall'oggi al domani si ritrovano l'esercito disfatto, l'esercito battuto, l'esercito umiliato e una alla volta tutte le città della Lombardia e del Veneto cadono, col rischio che anche Venezia cada e che quindi l'impero veneziano muoia. Cosa devono aver pensato i veneziani allora? Sicuramente qualcosa di disperante, devono essere stati disperati. Noi possiamo solo immaginare dal racconto dei nostri nonni. I nostri nonni hanno vissuto quella che è la disfatta di Caporetto e i miei antenati che abitavano in Friuli hanno subito quello che è, appunto, sono stati sfollati dal Friuli ed è qualcosa che ci viene raccontato come disperante, tragico, drammatico. Altrettanto dovrebbe essere successo, sicuramente sarà successo per Venezia. Noi possiamo solo immaginarlo, però c'è un uomo, Marin Sanudo, che ce lo racconta come storico in modo molto preciso e ci racconta cosa avvenne a Venezia dopo la disfatta di Agnadello e ci racconta che per strada non c'era nessuno e quei pochi che c'erano piangevano. I padri erano scappati dai collegi e il doge era come morto, quindi un clima di disperazione. Poi però succede qualcosa. Succede qualcosa perché l'8 luglio del 1509 il doge in allora Leonardo Loredan tiene un discorso al Maggior Consiglio, un discorso che farà storia, perché è un discorso che altera, che cambia il destino della guerra della Lega di Cambrai e il destino della stessa Venezia. Perché ci racconta Marin Sanudo, prima di tutto riconosce i limiti del ceto dirigente veneziano e i limiti della politica veneziana. Riconosce che Venezia non è stata in grado di dialogare con le altre potenze europee. Riconosce che è stata troppo superba. Riconosce che i veneziani erano troppo adusi allo sfarzo, all'oro e alle mollezze dell'ozio. E poi chiede l'aiuto di Dio e poi fa delle osservazioni, cioè riconosce che
I popolani, il popolo, tra Padova e Bergamo, se solo avesse avuto le spade, avrebbe tagliato a pezzi francesi ed alemanni. E dopodiché conclude con una invocazione, con un'esortazione. Alziamoci ed andiamo a combattere. Ed è un'esortazione che cambiò effettivamente il modo di intendere la situazione e il senso e soprattutto il destino della guerra della Lega di Cambrai. Ma c'era un grosso problema perché l'esercito veneziano era stato distrutto da Luigi XII dopo la battaglia di Agnadello. C'era ancora un capo, cioè Niccolò Orsini, conte di Pitigliano, perché sarebbe morto solo nel gennaio del 1510. Però si voleva cambiare quello che era il capo dell'esercito e il provveditore dell'esercito, la scelta cadde su un uomo. Si chiamava Andrea Gritti, sarebbe diventato doge, ma 14 anni dopo. Aveva combattuto ad Agnadello ed era stato uno dei pochi che aveva combattuto con onore, perché era riuscito a salvare un vessillo della Serenissima Repubblica di Venezia. Poi era un uomo tutto d'un pezzo, un uomo forte, e si decise di dare a lui quello che era il comando dell'esercito veneziano. E guardate bene che fu una scelta particolare, una scelta unica, una scelta eccezionale, perché i veneziani erano soliti non accomunare mai il potere politico al potere militare. Come dice con una punta di ironia Alessandro Marzomagno, i colpi di Stato non si fanno con la flotta, ma si fanno con l'esercito. Questo era il motivo per cui a Venezia, per una prassi consolidata, il comando della flotta poteva andare a un veneziano, ma il comando dell'esercito mai. E questo dà la misura di come Andrea Gritti, la scelta di Andrea Gritti fosse una scelta eccezionale e dà la misura del fatto di come Andrea Gritti fosse visto all'epoca come il salvatore della patria. E infatti Andrea Gritti effettivamente salvò la patria con 2 operazioni militari che furono eccezionalmente importanti e vittoriose per Venezia, perché il 17 luglio del 1509 Andrea Gritti conquistò Padova, che era un baluardo difensivo. Padova e Treviso erano i baluardi difensivi senza i quali Venezia rischiava effettivamente di soccombere. E con un'operazione militare, con un blitz, con un raid, si direbbe oggi, riuscì il 17 luglio del 1509 Andrea Gritti a riconquistare Padova. E poi tra il 15 e il 30 settembre del 1509 riuscì a resistere all'assedio di Massimiliano I, che stava arrivando e che sarebbe arrivato a Padova con ben 35.000 lanzichenecchi. E a me piace pensare che le gesta belliche di Andrea Gritti in qualche modo siano rappresentate nella Tempesta di Giorgione, o quantomeno mi piace dare questa suggestione. Vediamola insieme, nel senso che abbiamo visto che il 17 luglio del 1509 Andrea Gritti conquistò la città di Padova, ma come? Con uno stratagemma, perché sfruttò l'ingresso a Padova di 3 carri di frumento. I difensori di Padova dovettero abbassare un ponte levatoio per consentire l'ingresso di questi 3 carri di frumento. Il terzo carro di frumento, del terzo carro di frumento si ruppe una ruota e naturalmente questo carro rimase bloccato al centro del ponte, il ponte non poté essere chiuso e attraverso questo pertugio si riuscì ad entrare da parte di Andrea Gritti e di un manipolo di valorosi nella città di Padova. Ebbene, ci sono 2 storici padovani che si chiamano Guidoni e Boscardin che qualche anno fa hanno riconosciuto in questa immagine di Padova esattamente la porta di Codalunga, che è esattamente il luogo attraverso il quale Andrea Gritti ebbe ad entrare a Padova. E quindi effettivamente se così fosse, se questa individuazione del luogo è corretta da parte dei 2 storici padovani, sarebbe quantomeno significativo notare come effettivamente il Giorgione abbia descritto esattamente il luogo e esattamente il ponte attraverso il quale Andrea Gritti penetrò ed entrò nella città di Padova. Ma poi si diceva Andrea Gritti doveva difendersi da Massimiliano I. Stava arrivando Massimiliano I, signori, è l'imperatore del Sacro Romano Impero.
stava arrivando con 35.000 lanzichenecchi. Qualche anno dopo, nel 1527, avrebbero fatto vedere a Roma che non erano esattamente dei turisti né dei gentiluomini. Noi veneziani non potevamo assolutamente reggere quello che era uno scontro in campo aperto, perché erano troppo più forti. Bisognava asserragliarsi dentro la città di Padova e resistere dentro Padova. Allora Andrea Gritti impiegò una cifra consistente, si parla di 120-200 mila ducati, secondo quella che è l'indicazione di Marin Sanudo, è una cifra che non saprei quantificare, diciamo 100-200 milioni di euro, per fortificare le mura. Vennero tolte le merlature delle mura di Padova perché costituivano un pericolo per gli assediati, perché se colpite evidentemente potevano precipitare uccidendo gli assediati. E dopodiché si sapeva che Massimiliano I stava arrivando con delle potentissime bombarde, quindi bisognava rendere più spesse le mura, ma Andrea Gritti fece qualcosa di geniale, e cioè per disincentivare, per creare ostacolo agli assedianti, allagò, attraverso la deviazione del fiume Brenta e di alcuni canali circostanti Padova, allagò la parte circostante dove gli assedianti si sarebbero appunto posizionati. E allora a me piace pensare che in questa rappresentazione che vediamo del Giorgione, quindi della tempesta di Giorgione, ci siano questi elementi della difesa patavina posta in essere da Andrea Gritti. Prima di tutto la parte oltre il ponte potrebbe rappresentare quello che nella tecnica militare veneziana si chiama guasto, il guasto veneziano. Quando si fortificavano le mura si tendeva ad abbattere gli alberi che erano appunto di fronte alle mura per evitare che il nemico avesse un vantaggio. Ma poi l'acqua che si vede sotto i piedi della zingara, tra la zingara e il soldato, sembrerebbe alludere a questa manovra difensiva da parte di Andrea Gritti, che fu geniale di per sé. E poi la colonna spezzata. Sappiamo che le colonne possono essere il simbolo degli Asburgo. Quindi sembrerebbe in qualche modo alludere questa colonna spezzata, o meglio queste colonne spezzate, alla vittoria che Andrea Gritti ebbe nei confronti di Massimiliano I. Resterebbe solo da capire cosa c'entra Andrea Gritti con la famiglia Vendramin, perché si è detto, partendo dalla cicogna in avanti, che questo è un quadro probabilmente di devozione familiare, cioè il nostro Gabriele Vendramin aveva qualcosa della sua famiglia che voleva in qualche modo evidenziare. E allora cosa c'entra Andrea Gritti con la famiglia Vendramin? In realtà c'entra, e c'entra parecchio, perché andando a leggere la storia di Andrea Gritti, noi sappiamo che Andrea Gritti nacque nel 1455 a Bardolino, in provincia di Verona, ed ebbe un'infanzia sfortunata perché a 4 anni morì il padre Francesco e venne quindi allevato dal nonno Triadano. Nonno Triadano, che era un ambasciatore veneziano, lo portò in Inghilterra, in Francia, in Spagna, a Costantinopoli, e il nostro Andrea Gritti nacque poliglotta. E a un certo punto tornò a Venezia e conobbe una ragazza bellissima, si chiamava Benedetta. Questa ragazza bellissima, il nostro meraviglioso Alvise Zorzi ci parla del matrimonio tra Andrea Gritti e questa bellissima ragazza Benedetta, e ci dice che fu un matrimonio sfarzoso, un matrimonio da 1001 notte, anche perché Benedetta non era una ragazza qualsiasi, era la figlia di Luca Vendramin. Luca era il fratello di appunto Andrea Vendramini, quindi una ragazza che era appunto una Vendramin. Poi però il destino ci mise la coda perché Benedetta Vendramin morì dando alla luce Francesco, che è l'unico figlio legittimo di Andrea Gritti. E il bambino raffigurato in questa meravigliosa immagine della tempesta potrebbe essere effettivamente Francesco, figlio di Andrea Gritti, e quindi imparentato con la famiglia Vendramin. Poi sappiamo che Andrea Gritti, per la disperazione, per rifarsi una vita, andò a Costantinopoli con chi? Con una persona che si chiamava Lorenzo Vendramin, che probabilmente, secondo le fonti, poteva essere o il padre o lo zio, comunque strettamente imparentato con Gabriele Vendramin. Resterebbe solo da capire la raffigurazione del soldato. Il 99% delle tesi che sono state esposte sulla tempesta di Giorgione non ha mai chiarito il motivo per cui quest'uomo veste
come un rappresentante, un membro della Compagnia della Calza. Ebbene, la Compagnia della Calza era una compagnia veneziana, quindi è qualcosa legato alla venezianità. Si occupavano i giovani nobili della Compagnia della Calza di spettacoli teatrali, di cultura, ma soprattutto erano chiamati in un episodio e in un momento particolare, in una cerimonia particolare. Sapete qual è? I matrimoni. Quindi, quindi un uomo, un giovane nobile, raffigurato con gli abiti della Compagnia della Calza, sembrerebbe quasi alludere a questo evento, l'evento appunto del matrimonio, e sembrerebbe in qualche modo alludere al matrimonio tra Andrea Gritti, giovane naturalmente perché aveva 21 anni, e Benedetta Vendramin. E diciamo che questa tesi, che è una tesi nuova, una tesi innovativa, però è una tesi che prende lo spunto da alcuni dati che sono dati storici, alcuni elementi storici, forse delle suggestioni, ma che mi è piaciuto inquadrare nell'interpretazione, nella connotazione di questo meraviglioso dipinto. Anche perché ricordiamoci, una cosa che sfugge agli interpreti del XXI secolo. Nel 1509 i veneziani erano disperati. Dopo la disfatta di Agnadello, noi eravamo disperati e ce lo dice Marin Sanudo. Quindi Andrea Gritti fu per i veneziani effettivamente un salvatore della patria. E mi piace anche pensare che, qua vediamo quest'opera di Tiziano, Andrea Gritti, il meraviglioso Alvise Zorzi dice che quest'opera è di per sé un monumento ad Andrea Gritti, perché rappresenta e incarna tutte quelle che erano le qualità morali, fisiche, di tempra del nostro Andrea Gritti. Ma soprattutto mi piace, ecco, addirittura ad Andrea Gritti si parlava poc'anzi di quanto importante fosse stato il suo impegno militare, di quanto si potesse considerare a Venezia il salvatore della patria. Ricordiamoci che una delle 12 formelle presenti nella sala dello scrutinio, di 12 eroi veneziani, riguarda proprio Andrea Gritti. E questo è un meraviglioso dipinto di Jacopo Palma il Giovane, dove appunto si vede Andrea Gritti vittorioso che entra a Padova. Quindi un tema importantissimo nella nostra storia, che potrebbe, uso il condizionale, potrebbe aver spinto proprio il nostro Gabriele Vendramin a chiedere questo tipo di committenza a Giorgione. Ma poi mi piace ricordare anche uno spin-off storico, tanto importanti furono gli eventi, che anche il monumento funebre di Leonardo Loredan nella cappella maggiore della chiesa di Santi Giovanni e Paolo rappresenta esattamente un episodio storico occorso in questo frangente, nel senso che, come si diceva poc'anzi, l'8 luglio del 1509 Leonardo Loredan fece questo discorso che cambiò le sorti della guerra. Cambiò le sorti della guerra con questo alziamoci ed andiamo a combattere. E vedete, la storia nell'arte, questo monumento rappresenta esattamente il momento in cui il nostro Leonardo Loredan, dopo aver perorato la causa dei veneziani ed aver esortato i veneziani a combattere, si alza e va appunto a combattere. E c'è anche un'altra lettura altrettanto bella, sempre storica di quest'opera, ce la dà il nostro meraviglioso Alvise Zorzi. Abbiamo detto poc'anzi che Massimiliano I, quando arrivò a Padova, arrivò munito di 35.000 lanzichenecchi e di bombarde che sparavano, fortunatamente per i veneziani, solo 5-6 colpi al giorno. Però sparavano talmente, con un boato talmente forte, che pare si udisse fino a Venezia. E allora questa immagine, secondo il nostro meraviglioso Alvise Zorzi, sarebbe l'espressione appunto del nostro Leonardo Loredan che ascolta queste bombarde, in qualche modo le sente da lontano, ma tutto sommato non se ne preoccupa. E poi, ecco, passiamo a un altro argomento, a un'altra opera meravigliosa, è un altro momento di storia veneziana e parliamo di quest'uomo che si chiamava Antonio Grimani. È un'opera diversa, ci arriveremo per gradi, ma vorrei parlarvi di Antonio Grimani perché noi a Venezia abbiamo avuto dei dogi che hanno avuto delle parabole meravigliose. Antonio Grimani non ebbe una, ma ben due parabole, e sono parabole che ci vengono raccontate dagli storici e che secondo me, secondo una suggestione quantomeno che vorrei condividere con voi questa sera,
probabilmente ebbero a condizionare una meravigliosa opera d'arte, anch'essa presente ai Musei dell'Accademia di Venezia. Sappiamo che Antonio Grimani nacque povero nel 1434 da Marino Grimani e Agnesina Montener, che non serve essere degli esperti di nobiltà veneziana per capire che era una popolana. Infatti, come vi dicevo, Antonio Grimani nacque poverissimo. Dopo però, grazie alla sua capacità di appunto commerciare, al suo fiuto per gli affari, divenne l'uomo più ricco di Venezia, grazie alla sua capacità di commerciare in modo particolare il pepe, le spezie, con la Siria e con l'Egitto. Tant'è che il diarista Priuli diceva che quando Antonio Grimani comprava, tutti compravano, quando vendeva, tutti vendevano. Era molto fortunato nelle sue cose e quello che aveva nelle sue mani diventava, anche se fango, diventava argento e oro. Quindi provate a immaginare la grandezza di quest'uomo. Poi però succede una terribile disgrazia. Il 10, 20, 22, 25 agosto del 1499 il nostro Antonio Grimani, come capitano da mare della flotta veneziana, si scontra contro la flotta turca e perde in maniera brutale, perde in maniera incredibile. È la sconfitta dello Zonchio. È la prima battaglia navale in cui dei cannoni vengono portati all'interno delle navi. E fu una sconfitta, forse la peggiore sconfitta della nostra flotta veneziana. Ma quello che fece scalpore a Venezia non fu solo la sconfitta, ma il modo in cui si realizzò appunto questa sconfitta, perché di fatto Antonio Grimani non combatté e quindi rifiutò l'ingaggio contro la flotta straniera. E questo venne vista come una cosa un tradimento fondamentalmente, perché Antonio Grimani aveva investito molto nella flotta e si diceva che non avesse combattuto per fellonia, certo, ma anche per salvaguardare i suoi interessi. Motivo per cui Antonio Grimani venne riportato a Venezia con i ferri ai piedi e fu in prigione tra l'ottobre del 1499 e il 12 giugno del 1500, quando si tenne un processo in maggior consiglio, presente sempre il nostro storico Marin Sanudo, il quale ci racconta che addirittura 107 nobili veneziani votarono per la messa a morte di quest'uomo, Antonio Grimani. Poi si optò a maggioranza per un confino, lo si mise al bando nell'isola di Cherso e quindi in un possedimento veneziano un po' marginale rispetto a Venezia. E Antonio Grimani riuscì a scappare da Cherso e andò a Roma col figlio Domenico, che era un cardinale ed era molto legato a Giulio II, che è colui che ordì la Lega di Cambrai. Stiamo sempre parlando della Lega di Cambrai. Ora, noi sappiamo che la Lega di Cambrai, la guerra della Lega di Cambrai, noi non l'abbiamo vinta sul campo, ma l'abbiamo vinta col rovesciamento delle alleanze. E fu proprio Antonio Grimani e Domenico Grimani, in qualità di consiglieri, di uditore di Rota, Antonio Grimani e di cardinale consigliere di Giulio II, il buon Domenico Grimani, che consigliarono Giulio II a rovesciare le alleanze. E questo ruolo venne riconosciuto da Antonio Grimani anche a Venezia, motivo per cui venne, tra virgolette, perdonato e poté tornare a Venezia. Venne fatto procuratore di San Marco nel 1510, la notte di Natale del 1510, e nel 1521 riuscì addirittura a diventare doge. E quindi dal 1521 al 1523. E quindi è il doge che c'è tra Leonardo Loredan e Andrea Gritti. E veniamo all'opera. L'opera, sono le 4 immagini dell'aldilà, opera di Bosch, e fu in possesso di Domenico Grimani. Allora, gli esami storici ci dicono che quest'opera venne realizzata da Bosch nel 1503 e Marcantonio Michiel, che è un grande storico dell'arte veneziana, ce la dà in possesso di Domenico Grimani nel 1521. Quindi dobbiamo intendere che Domenico Grimani l'abbia acquistata proprio mentre si realizzava e si viveva questa parabola di vita di suo padre Antonio. E io non so per quale motivo si compri un'opera d'arte, per quale motivo si dia la committenza di un'opera d'arte, ma mi piace pensare che in questo caso Domenico Grimani abbia commissionato o comprato quest'opera da Bosch
perché vi abbia visto proprio la parabola di vita di suo padre. E quindi la discesa all'inferno, l'inferno, l'ascesa all'empireo e il paradiso. So bene che è solo una suggestione e so bene che non ci sono basi storiche di questa mia interpretazione, però c'è un elemento documentale sul quale bisognerebbe riflettere, e cioè quando muore Domenico Grimani in realtà morirà poco dopo il padre nel maggio del 1523 e Domenico Grimani nell'estate del 1523. Domenico Grimani volle per testamento dare questo dipinto, che oggi noi contempliamo nella sala settima delle Gallerie dell'Accademia, alla Serenissima Repubblica di Venezia. E mi piace pensare che in questo lascito ci sia proprio una, come dire, una qualificazione e una caratterizzazione degli eventi storici che coinvolsero suo padre Antonio. Naturalmente questa è una mia interpretazione, ma mi piace pensare di vedere la storia di Venezia in questo dipinto. E poi andiamo oltre, si è detto che l'incontro di oggi riguarda la storia nell'arte. Si diceva prima che nella Basilica di Santi Giovanni e Paolo vi è questo monumento di Leonardo Loredan in cui la storia indiscutibilmente è entrata nell'opera d'arte. Però vi sono altre due opere d'arte nella Basilica di Santi Giovanni e Paolo dove la storia è assolutamente presente. Questa meravigliosa opera di il monumento a Pietro Mocenigo. Monumento a Pietro Mocenigo, io mi sono permesso di attingere questa foto nelle prime ore del mattino, quando c'è questa bellissima luce che va a colpire il monumento. La sera c'è una luce ancora più calda e questo monumento sembra addirittura cambiare, sembra essere più caldo. Motivo per cui vi consiglio, se possibile, di andarla a vedere perché è un'opera meravigliosa, uno dei capolavori del Rinascimento veneziano, opera di Pietro Lombardo. Opera nella quale Pietro Lombardo si rifà in maniera abbastanza evidente a un capolavoro di Donatello, la tomba del cardinale Brancaccio a Napoli, perché di quell'opera rappresenta e raffigura quelle che sono le tre età dell'uomo che vanno a sorreggere il cassone. E poi è un'opera, vi dicevo prima che i veneziani amano tantissimo la romanità. Di fatto questo è un arco di trionfo. È un arco di trionfo dove è rappresentato l'uomo, Pietro Mocenigo, con abiti militari, perché naturalmente in questo monumento si vuol far risaltare quelle che sono le qualità militari di Pietro Mocenigo. È meraviglioso quello che dice Lorenzetti di quest'opera. Dice che l'idea triste della morte è completamente bandita. E mentre il ricordo religioso è limitato, io oserei dire relegato alla parte superiore dell'opera con una scena di deposizione del Cristo, l'esaltazione classica e pagana della vita trionfa, volta a glorificare le gesta dell'uomo guerriero, Pietro Mocenigo, il cui valore fu più volte messo alla prova nella guerra contro il turco. E stiamo parlando della prima guerra veneto-turca dal 1463 al 1479, nella quale emerse chiaramente la capacità bellica del nostro Pietro Mocenigo. E la caratteristica di quest'opera è che per la prima volta nella storia dei monumenti sepolcrali di Doge a Venezia, per la prima volta compaiono due eventi storici, che sono gli eventi principali, almeno apparentemente, della vita militare di Pietro Mocenigo, che sono la consegna delle chiavi della città di Famagosta nel 1571 e la conquista della città di Smirne sempre nel 1471, che furono, diciamo così, gli ambiti militari nei quali massimamente emerse la capacità bellica di Pietro Mocenigo. Ma in realtà ci sarebbe anche un terzo evento storico da narrare con riferimento a questo monumento, perché noi sappiamo che Pietro Mocenigo muore il 23 febbraio del 1476, non muore di raffreddore, muore di malaria. Malaria che aveva preso difendendo una città che per Venezia simboleggiò tantissimo, la città di Scutari. Scutari è una città dell'Albania che noi veneziani nel corso della prima guerra veneto-turca abbiamo difeso dall'assedio di 35, 40, 50.000 uomini guidati in persona da Maometto II Fatih, il quale, pensate, c'è addirittura un monumento a Venezia in cui è raffigurato Maometto II nella scoletta degli albanesi nei pressi di Campo San Maurizio. Vedete che meraviglia, dove si vede Maometto II
che guarda verso la città di Scutari, cerca naturalmente col desiderio di conquistarla, con l'impossibilità di conquistarla, perché venne difesa alla morte questa città dai veneziani e dagli albanesi che combattevano con i veneziani. E il difensore Antonio Loredan diceva agli assediati: se avete fame, uccidetemi e mangiate il mio corpo. Se avete sete, bevete il mio sangue, ma noi non ci arrenderemo perché i veneziani non si arrendono mai. Dopodiché, però, nel 1479 c'è la necessità di concludere finalmente la pace con il turco, perché dopo 16 anni di guerra non ce la facevamo più ad andare avanti. E naturalmente il turco chiedeva Scutari e l'Albania. Dopo vedremo perché. Si trattava di mandare qualcuno a negoziare una pace, che era una pace infame per Venezia, perché avrebbe consentito al turco di prendere una città che sul campo si era difesa strenuamente, una città olocausta, una città che mai era caduta sotto il turco e comunque aveva resistito all'assedio. Nessun nobile veneziano desiderava naturalmente firmare una pace di questa natura, perché sarebbe stato un qualcosa di infamante. Si decise di mandare un personaggio che era il cancellier Grando della Repubblica di Venezia, che venne abbondantemente ripagato per questa sua attività, perché venne pagato tanto da Maometto II quanto da Venezia. Quindi dobbiamo credere che ebbe un grosso guadagno da questa pace infame e dobbiamo credere che questo guadagno l'abbia in massima parte destinata ad una committenza, alla costruzione di un palazzo che stava realizzando sul Canal Grande. L'uomo si chiamava Giovanni Dario, il palazzo è Cadario e probabilmente è questo il motivo, perché dopo dobbiamo ricordarci il motivo per cui Maometto II chiedeva l'Albania e necessitava dell'Albania, perché la considerava una testa di ponte verso l'Italia, verso Roma. Maometto II pensava di essere il nuovo Cesare e voleva riconquistare tutti i territori e soprattutto quelli italiani e soprattutto Roma, che considerava naturalmente come la capitale dell'impero. Motivo per cui aveva bisogno dell'Albania come una testa di ponte. E sappiamo che dopo la pace con Venezia, effettivamente i turchi tentarono di invadere l'Italia, solo che per colpa di un forte vento da nord, anziché a Brindisi, come ritenevano di dover appunto scendere, scesero ad Otranto, in un posto che si chiama la Cala dei Turchi. Pretesero dagli idruntini, dagli abitanti di Otranto, di convertirsi alla religione islamica, gli idruntini non lo fecero e in 808 vennero decapitati. Quindi entriamo un po' nella logica e nel capire come effettivamente quella pace fosse maledetta e come quei soldi che fossero stati impiegati nella costruzione del palazzo, forse, ma questa naturalmente è una suggestione, possano essere stati alla base di quella che è la maledizione del palazzo Cadario, se è vero come è vero che il buon Giovanni Dario donò questo palazzo alla figlia e al genero ed ambedue, il genero si chiamava Vincenzo Barbaro, morirono in circostanze drammatiche e di lì il destino funesto di Cadario. Ma andiamo oltre perché andiamo a vedere un'altra opera, la terza e ultima opera della Basilica di Santi Giovanni e Paolo, dove è presente la storia. Questa è un'opera meravigliosa, è un'opera che appunto è presente nella Basilica di Santi Giovanni e Paolo. Vi sono due dogi e una dogaressa. I due dogi sono Bertucci Valier, che fu doge nel 1656, e Silvestro Valier, il giocatore di carte, che fu doge tra il 1694 e il 1700. La storia è presente perché esattamente sotto Bertucci Valier c'è l'allegoria dell'evento storico più importante occorso durante il suo dogado. Stiamo parlando della terza battaglia dei Dardanelli, il 26 giugno del 1656, e un evento, forse la battaglia navale più importante della storia di Venezia, intesa come vittoria, l'abbiamo vista prima. I turchi rimasero solo con 16 imbarcazioni. Ma è molto bella anche la storia degli altri due personaggi. Consentitemi di dire, più che degli altri due personaggi, del personaggio femminile, perché si parla sempre troppo poco dei personaggi femminili veneziani. Voi sapete che qualche anno fa c'è stata una polemica in un giornale locale, in Corriere del Veneto in particolare, e secondo cui effettivamente il Veneto, ma penso non solo il Veneto, è una regione che ha sempre dedicato pochissimi monumenti alle donne.
perché sappiamo che i monumenti a donne, se ci sono nella nostra regione, sono dedicati genericamente al genere femminile, quindi il monumento alla Partigiana a Venezia, il monumento alla Lavandaia, il monumento alla Cadorina a Pieve di Cadore, o se sono dedicati a donne, sono dedicate a donne in quanto donne di determinati uomini. Per esempio il monumento a Cecilia, che era, giusto per rimanere in tema, la donna di Giorgione. Questo è un monumento che altera, questa è una situazione, questo monumento della famiglia Valier è un monumento che segna una eccezione, perché in questo caso è stato effettivamente dedicato un monumento a una donna. Ma non era una donna particolare. Noi sappiamo che a Venezia abbiamo avuto 120 dogi e solo 62 dogaresse. Ma mi piace pensare che Elisabetta Querini sia stata l'unica vera grande dogaressa, se per dogaressa si intende una donna che condivise il potere col marito. Nel senso che abbiamo avuto effettivamente altre dogaresse importanti da un punto di vista storico. Pensiamo a Loredana Marcello, che era la moglie di Alvise Mocenigo, ed era una dogaressa erudita perché era esperta di botanica e farmacologia. Abbiamo avuto Giovanna Dandolo, che era la moglie di Pasquale Malipiero, che è la prima donna alla quale venne dedicato un libro, secondo appunto quella che è la nostra storia veneziana. Poi abbiamo Morosina Morosini, che era la moglie di Grimani, di Marino Grimani, che fu la dogaressa che impiantò in pianta stabile quella che è un'attività imprenditoriale di Merletti. Però, ripeto, Elisabetta Querini fu una donna unica perché fu l'unica donna che fu effettivamente condivisa il potere col marito. E c'è una storia molto bella nella storia, nel senso che dal 1645 non potevano essere incoronate le dogaresse e nel 1694 per Elisabetta Querini si fece un'eccezione. Così come dal 1665 le dogaresse non potevano portare il corno dogale, ma per Elisabetta Querini si fece un'eccezione. I dogi e le dogaresse non potevano trattare di politica senza la presenza di componenti del Maggior Consiglio, senza che il trattare della politica fosse mediato da altre personalità politiche. Ma Elisabetta Querini, e per Elisabetta Querini si fece una eccezione, perché Elisabetta Querini ebbe a conoscere, a frequentare ambasciatori di Spagna, di Francia, a Venezia, quindi ebbe un ruolo politico importante. Quindi una donna di potere a Venezia, una delle poche donne di potere a Venezia, forse l'unica, come si diceva, che effettivamente esercitò un potere politico nella nostra meravigliosa città. Poi nel luglio del 1700, però, quando morì il marito, appunto Silvestro Valier, il Senato di Venezia le impose l'immediata riconsegna del corno dogale. E dobbiamo intendere che Elisabetta Querini ne soffrì parecchio perché amava tantissimo quell'oggetto. Con i 50.000 ducati che ebbe dal marito per erigere il monumento, lei volle erigere un monumento anche a se stessa e si immortalò per sempre con il corno dogale, di modo tale che questo braccio di ferro con il Senato lo ebbe a vincere la nostra Elisabetta Querini. E qua la vediamo rappresentata con il corno dogale nella sua maestosità, in modo tale da poter dire di aver vinto per sempre questa sua personalissima battaglia contro il potere veneziano. E qua abbiamo un'opera meravigliosa di Elisabetta Querini, dove questa opera è presente nel Museo di Querini Stampalia a Venezia, dove la si vede con gli oggetti che più ha amato nella sua vita, il corno dogale e quella meravigliosa collana di diamanti che amava tantissimo. Signori, vi ringrazio molto, grazie e arrivederci.